Buonasera e ben ritrovati con La Finestra. È mercoledì, eravate abituati a vederci di sabato, ebbene siamo qui in diretta. Vi ricordo quindi il numero telefonico per intervenire: 049 80 75 537. Prima puntata serale in diretta e quindi attendiamo le vostre telefonate. Questa sera parliamo di Unione Europea. Dobbiamo restare o andare? Dobbiamo pensare un po' di fare un referendum come quello della Gran Bretagna, oppure dobbiamo insomma rimanere in questa grande Europa unita, che però è un po' matrigna spesso con l'Italia ma anche con altri stati. Il piacere di ospitare in studio con noi Rosanna Filippin, senatrice del Partito Democratico. Benvenuta. Buonasera a tutti. E una donna, perché in politica o comunque in tanti ambiti trovare una donna è molto molto raro, alla faccia di chi dice che ci siano le pari opportunità e queste benedette quote rosa. In politica cominciano a esserci un numero più che discreto di donne. Ricordo comunque che non c'è mai stata una donna primo ministro o presidente della Repubblica. Ecco, quindi abbiamo ancora un bel po' di strada da fare. Vabbè, guarderemo gli Stati Uniti anche loro, insomma, come esatto. La vedo dura, cara Rosanna Filippin. Il piacere di avere in studio con noi l'avvocato Alessio Morosin, Indipendenza Veneta. Benvenuto. Buonasera, grazie. Il piacere di avere in studio con noi il professor Alberto Lanzavecchia, docente di Economia e Finanza dell'Università di Padova. Benvenuto. Buonasera, grazie. Cercherà insomma di farci capire che restare in Europa conviene, ma vediamo. E il piacere di avere in studio con noi Giorgio Marchetto, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Trebaseleghe in provincia di Padova. Buonasera, buonasera, grazie. Nella nazione, to be or not to be, cioè restare o uscire dall'Europa, ci siamo la settimana prossima a questo importante referendum e pare che il 60% degli inglesi decidano, insomma, abbiano voglia di uscire dall'Europa, e la fascia che maggiormente vorrebbe andare via è quella tra i 18 e i 25 anni. E poi ce n'è un'altra, quella degli over 65. Conviene o no rimanere in Europa? In un'Europa che costruisce muri, non vuole le quote dei migranti e stravince quasi sempre la Germania. Caro Lanzavecchia, ci convinca che invece in Europa rimanere è bello, che siamo una grande famiglia di 500 milioni di abitanti. È dura, È dura. No, parte col piede sbagliato, perché non sono per delle idee precostituite e quindi cercare poi di argomentare a favore dell'uno o dell'altra. Se noi la guardiamo ampia, per dirla un po' come il collega Alberto Bagnai, la questione non è quanto costerà un litro di benzina dopo l'eventuale uscita della Gran Bretagna o dell'Italia dall'euro e la Gran Bretagna dall'Europa, ma di quali istituzioni abbiamo bisogno per ritornare in possesso della democrazia e della sovranità, perché è un referendum prima di tutto politico, non economico. In effetti da un punto di vista economico sono più gli svantaggi sia per la Gran Bretagna sia per l'Europa, ma la questione è politica, è chiedere al popolo cosa ne pensa, anche se, anticipando magari già quello che potrebbe venire fuori alla fine di questa serata, ricordiamoci che quando si va a chiedere al popolo e poi l'esito del referendum non è coerente con il sistema, in Italia il referendum sull'acqua, che il popolo dice una cosa e poi il governo cerca di fare un'altra. Ma quelli sono inglesi, non sono mica... I greci hanno detto lo stesso, così, i greci hanno detto no alle riforme economiche, sia ritornare padroni della nostra vita. Oggi tocca agli inglesi, ma la morale in realtà è che il popolo non conta come si crede. Lei sta dicendo che il popolo non è sovrano? Ah beh, è questo il vero referendum. Va bene, allora noi ci accontentiamo intanto di questa risposta, con sempre la lacrima che ci scende tipo Pierrot, perché alla fine abbiamo capito il nostro giudizio, insomma, non conterebbe proprio un granché. Poi ne parliamo di economia, però è un referendum politico. Bene. Bene, e certo è che questa cara Gran Bretagna, Regno Unito, chiamatela come volete, già nel 1975 spingeva per, insomma, avere delle garanzie migliori rispetto agli altri paesi, aveva fatto un referendum per l'adesione al mercato unico e in quel caso vinsero il sì con il 64%. Morosin, questi se ne vogliono stare per conto loro, già è un'isola, e allora è chiaro o no? Ma quando c'è la nebbia sulla Manica, gli inglesi dicono l'Europa è isolata. Questo per dire qual è la grande autostima che ha questo popolo, questo territorio per la propria storia.
Io partirei proprio dalla considerazione che ha già fatto chi mi ha preceduto. Qui è un atto di democrazia, non dobbiamo avere timore quando vi è una chiamata del popolo ad esprimersi su un tema così importante. Io so che ai burocrati europei e a una certa politica europea fa paura che vi sia una realtà importante, forte come quella britannica, che si interroga sulla permanenza o meno dell'Europa. In realtà dovremmo interrogarci sul perché la Gran Bretagna sta decidendo, sta facendo decidere ai propri cittadini di andarsene. Allora 2 o 3 battute. La prima, come è nata l'Europa? L'Europa è nata purtroppo dall'alto, non dal basso, quindi per via diplomatica e burocratica, non democratica, quindi non dal basso. E questo è un primo dato di partenza. Poi, se vogliamo considerare, per esempio, l'Italia non ha mai votato a un referendum in cui si diceva si doveva decidere per aderire all'Unione Europea. Hanno detto quella è la data, amici, esattamente. siete Quindi atterrati. voglio dire, già siamo partiti col passo falso. Poi, se vogliamo, gli inglesi, nella loro prudenza, hanno anche scelto di non aderire all'euro, quindi oggi si parla proprio non dell'uscita dall'euro perché non ci sono mai entrati, ma dell'uscita dall'ordinamento diciamo, europeo, che non è un ordinamento statuale, che non è partito nel modo che i cittadini si aspettavano. Anche noi, per esempio, in Italia, ma soprattutto il Veneto, riteniamo che questa Europa non sia il massimo che potevamo aspettarci, anzi è in qualche modo la riedizione di quella realtà burocratica che hanno gli stati risorgimentali, Italia in primis, che è sempre più distaccata, sempre più lontana da quelle che sono le aspettative, i desiderata dei cittadini. Quindi un'Europa sulla quale effettivamente è giusto che noi oggi ci interroghiamo se debba continuare così come la conosciamo o debba o se debba migliorare, rifondarsi. oppure se proprio insomma è giusto tagliare la corda. La cosa singolare di questa Europa è che ognuno fa un po' quello che gli pare, poi tanto le sanzioni, tanto le direttive, questi sono altri aspetti. Le sentiamo, non le sentiamo, poi no, cerchiamo sempre di ritardare nell'eventualità ci fosse una grandissima multa da pagare, ma sorridevo prima perché stavo pensando che davvero ognuno fa quello che vuole. La Germania si è coniata la moneta da 5 euro e valida solo nel suo Stato. Allora, questo è che Europa è, Filippine? È un'Europa, come diciamo, rosincalata dall'alto, la subiamo, la sensazione dei cittadini non è di avere tanti vantaggi, ma di subirla, un po' perché abbiamo mandato, scusatemi il termine, in Europa persone non sempre preparatissime che hanno portato a casa scarsissimi risultati, e dall'altra perché paghiamo. Cominciamo a raccontare un po' di cose. Allora, mi risulta che noi viviamo più o meno da 70 anni in un stato di pace, cioè non abbiamo finora, fino a questo momento, mai dovuto affrontare delle guerre. Io vengo da Bassano del Grappa ed è un anno che continuo a partecipare alle celebrazioni della Grande Guerra. Ricordo che la Grande Guerra ha visto un'intera generazione ammazzarsi l'un l'altro, ragazzi giovanissimi, in particolare italiani ed austriaci, che adesso sono quasi lo stesso paese. Perché racconto questa storia? Perché prima dell'Europa noi ci siamo massacrati, ci siamo uccisi, ci siamo bombardati, ci siamo distrutti, ed è da tutto questo che è nata la grande idea, cioè quella di un grande, siamo l'unica comunità politica che ha fatto della democrazia e della pace la sua base fondante. Però Filippine, quando è nata sull'idea di difendere dei beni economici fondamentalmente? No, non è nata all'inizio su questo, ma poi è diventata molto altro. Vogliamo parlare di cose concrete? Ne faccio un altro esempio. È vero che era nata su ragioni prettamente economiche, acciaio e l'energia. Però, ad esempio, lo possiamo ricordare, io quando ho fatto l'università, ahimè, sono rimasta rigorosamente nella città di Padova, non che Padova non sia una bellissima città, ma adesso tutti gli studenti universitari che vogliono svolgono una parte dei loro studi all'estero, o meglio, in Europa, col progetto Erasmus. Cioè abbiamo messo insieme prima alcuni sistemi economici, poi abbiamo cominciato a mettere insieme anche i sistemi scolastici, abbiamo messo insieme le persone, i ragazzi giovani. A proposito, il professore poco fa mi citava veramente altri dati sulla volontà dei giovani
in questo caso inglesi, di restare all'interno della comunità europea? Perché i giovani non si considerano più, o in massimo in buona parte non si considerano più nazionalità propria, ma sentono l'appartenenza a una grande comunità come l'Europa persino più forte. Quello che io rimprovero alla classe politica, di cui peraltro faccio parte anch'io, quindi accuso anche me stessa, è che abbiamo fatto il primo passo, non abbiamo fatto i successivi, cioè l'Europa è a metà del guado, o lo attraversa e va dall'altra parte, cioè diventa uno Stato unico, oppure se resta in mezzo al guado rischia di essere spazzata via dai populisti per prima, ma poi magari anche dall'Asia, come il professore sicuramente è in grado di spiegare molto meglio di me. Comunque sia questi Stati Uniti d'Europa, che non sono fondamentalmente mai nato, perché non c'è un presidente, non c'è una polizia unica e non ci sono tante cose, è vero, siamo in uno stato di pace relativamente, perché a suon di guerra economica ci si fa comunque insomma una guerra di trincea in un certo senso. E poi tra l'altro dobbiamo ricordare che i nostri amici austriaci al Brennero, gli amici austriaci al Brennero dicono: italiani, fate un po' i bravi. Lei, Movimento 5 Stelle, voi la amate l'Europa, è vero? Ma noi l'Europa la amiamo come, diciamo, perché siamo parte fisica dell'Europa. L'Italia è in Europa e non possiamo staccarci perché siamo fisicamente attaccati all'Europa. Ma questa Europa, se noi ci pensiamo bene, è nata come comunità europea. La comunità, se noi guardiamo il significato di comunità, è un significato profondo. Cioè noi siamo la comunità europea, ci sentiamo parte di una famiglia europea. Chissà perché poi un bel giorno si è parlato di unione. Ecco allora, unione, stiamo cercando di tenere unite delle cose. Ma unite come? Unite con delle leggi, con dei balzelli, con della burocrazia, perché l'Europa ha copiato la peggior burocrazia dell'Italia, ragazzi. Cioè, ma sapete voi che ci sono 2 sedi? 3? Ecco 3. No. E loro settimanalmente si spostano, stanno 2 giorni a Bruxelles e vanno 2 giorni a Strasburgo e devono spostare tutti i faldoni ogni volta da una parte all'altra. Sì. Ma questa è una roba che grida vendetta. Si spostano 5.000 persone Ci vorrebbe circa un referendum solo su questo per uscire subito. Però per in bloccare questi queste giorni cose la voglio tranquillizzare, si parla molto di sede unica. Io devo andare tassativamente in pubblicità. 049 80 75 537, diteci la vostra. Volete restare in Europa? Vi piace questa Europa? Pensate che possa essere cambiata? Fa bene la Gran Bretagna? Boh, torniamo subito dopo col Movimento 5 Stelle. A dopo. Eccoci qui nuovamente in diretta, vi ricordo il numero telefonico 049 80 75 537, diteci la vostra, volete rimanere in Europa, vi piace questo stile di vita che insomma sembra ci abbiano imposto, oppure pensate che l'Italia sarebbe meglio tornare alla vecchia cara liretta? Caro rappresentante del Movimento 5 Stelle Giorgio Marchetto, lei stava dicendo sì, dipende da come ce l'hanno insomma proposta, e riallacciandoci anche alla questione Brexit, no? Questo referendum in Gran Bretagna, alla fine ha attualmente un sacco di vantaggi il Regno Unito, perché ha la correzione britannica nel 1984, all'epoca già il governo aveva detto sì, noi ci piace l'Europa, però vogliamo che voi ci diate qualcosa in cambio se noi insomma viviamo con voi. È un po' una sorta di ricatto che subiamo continuamente però, perché siamo deboli. Sì, beh, questa battaglia secondo me è iniziata tutta dentro la site sugli ambienti finanziari e economici. Cioè qui c'è il problema che la Gran Bretagna vuole più indipendenza, ancora di quella che ha, ancora più indipendenza per poter legiferare in maniera propria su determinate tematiche all'interno della propria nazione, e quindi fa il pugno duro con questo referendum per poter magari riuscire a fare un'Europa a 2 velocità, nella quale ci saranno i paesi del nord, con la Gran Bretagna compresa, che faranno tra virgolette quello che vogliono, e poi ci sarà un'altra Europa con i paesi dell'area mediterranica che con la Germania a capo, in cui noi dovremmo invece sottostare a quello... Ma perché la Germania a capo? Lei immagina un orribile cioè, futuro? La Germania userà l'Italia, la Francia, la Spagna, il Portogallo e la Grecia per crearsi praticamente quel bacino di paesi
sottomessi, tra virgolette, che diranno sempre di sì e che quindi faranno passare tutte quante le proposte in maniera tale che l'economia tedesca vada su sempre di più e l'economia nostra purtroppo non riesce a decollare. Ma noi abbiamo dato le deleghe all'Europa, quindi abbiamo dato la delega dal punto di vista dell'agricoltura, quindi normative dal punto di vista dell'agricoltura in Italia dal Ministero non vengono fatte europee e poi vengono recepite. Ma io direi, ma perché non abbiamo fatto la delega fiscale? Perché noi dobbiamo tenere questa tassazione, questa cosa assurda e non possiamo uniformarci per essere competitivi alla Polonia e ad altri stati europei? Perché non possiamo farlo? Perché dobbiamo delegare solo quello che poi alla fine, ma sì, chi se ne frega, e invece le cose importanti non le deleghiamo all'Europa in maniera tale che ci uniformiamo e riusciamo a essere anche noi concorrenti leali? Supponiamo che deleghiamo tutto e il Presidente dell'Europa fanno la Merkel, cosa fa? Sviene? Beh, se viene eletta la Merkel con una elezione da parte di tutti i cittadini europei, sarà uno Presidente eletto a maggioranza e quindi ce lo dobbiamo tenere. Però può darsi anche che venga eletto un Presidente italiano, magari, chi lo sa. Beh, insomma. Questa sarebbe un'altra Europa, quindi noi dobbiamo puntare ad un'altra Europa. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo dei rappresentanti al Parlamento europeo, tra cui c'è il trevigiano David Borrelli, che è il primo consigliere comunale italiano del Movimento 5 Stelle, che poi è stato eletto in Europa. Sì. E io ho partecipato a dei corsi anche per aggiornarsi su cosa succede in Europa. Ci sono delle cose che potrebbero essere veramente dei vantaggi per noi italiani. Poi ci sono invece delle altre che sono cose che urlano vendetta, perché ad esempio per tutto il discorso dei contributi europei è una macchina farraginosa di norme, di normative, di balzelli, cioè ci vuole anche lì uno studio di avvocati per riuscire ad accedere ai finanziamenti. Sono delle cose che vanno sistemate. Questo mal di pancia degli inglesi è giusto che ci sia, cioè loro che possono fare il pugno duro devono farlo in questo momento. Quindi dice, è giusto che insomma, se la situazione è questa, gli inglesi tirano fuori quello che possono e si portano a casa i migliori risultati. Senta, diceva, il professor Lanzavecchia, diceva il rappresentante del Movimento 5 Stelle, poi che è andato insomma, a questi corsi, che ha visto che ci sono tanti soldi, tante opportunità anche per l'Italia, ma come sempre poi noi quando riceviamo dei soldi li spendiamo male. Come li abbiamo spesi alcune volte? Li abbiamo spesi in innovazione, in ricerca? No, 12.075 euro sono andati all'impresa edile Pippo Pizzo di Montagnareale, 2.271 euro sono andati alla gelateria Mozart di Castelvetrano, 3.264 euro all'agenzia funebre al Giardino dei Fiori di Gangi. Potrei andare avanti ad elencare dove sono finiti i nostri soldi, pure l'impresa funebre. Che razza di progettualità europea mi aveva presentato, capisce? Allora l'italiano dice, ma come, siamo sempre fessi e quando arrivano i soldi poi vanno a finire in pessime mani? Sì, l'Europa, tornando al concetto di comunità, insomma, in qualsiasi comunità il più debole è aiutato dal più forte, c'è un senso di solidarietà che è a fondamento di qualsiasi comunità, dalla più piccola che è la famiglia, il quartiere e via avanti. Quindi l'idea che si contribuisce al budget dell'Europa e poi l'Europa distribuisce, in questo è positivo, quindi non deve sorprendersi che ci siano degli stati come la Gran Bretagna e l'Italia in realtà che versano di più di quello che ricevono, però si apre il tema che vengano utilizzati ad un fine e ad uno scopo che poi ne beneficia a tutti. Quando c'è il sospetto che alla fine i soldi vengano instradati in progettualità che non danno beneficio soprattutto alle future generazioni, il mal di pancia dell'Europa che alla fine chiede e non dà è inevitabile. Insomma, quindi è colpa di chi? Della politica che non riesce a gestire questi flussi eventuali economici, noi che come cittadini non siamo così svegli da attivare i politici sulla richiesta di questi fondi, insomma la madre di tutte le colpe dov'è? È la burocrazia. Oggi è veramente molto difficile poter intercettare. Se lei pensa che il tessuto produttivo italiano, ma anche spagnolo, francese, ma direi europeo, è la piccola e media impresa che non ha una struttura dedicata per stare dietro a compilare questi moduli e pratiche, intanto è già un costo che deve andare da professionisti che fanno questo di mestiere. Progettazione europea, accesso a finanziamenti. Ce li abbiamo noi questi? Questi sì ci sono, ma sono un costo in più, è un'inefficienza. Bene, bene, ma mi ero dimenticata, caro avvocato Morosini, 3.541 euro arrivati alla trattoria Don Ciccio di Bagheria, specialità
pesto con i finocchi. Allora, dove vanno a finire i nostri soldi, Morosini? La sensazione è che qui chi è più furbo si porta a casa dei soldini raccontando delle sonore favole a chi insomma finanzia questi progetti. Ma io credo che a proposito di finanziamenti sia da dire anche che molta responsabilità è delle regioni, perché sappiamo che per lo più i finanziamenti europei sono gestiti da strutture regionali. Per quanto riguarda il Veneto, io conosco una figura autorevole e apicale che è Gianangelo Bellati, direttore Unioncamere del Veneto, il quale opera a livello europeo presentando costantemente progetti che mi risultano tra i più apprezzati e spesso accolti appunto dall'Unione Europea. Il problema però, se vogliamo affrontarlo con serietà, quello che turba gli inglesi è che l'Europa politica non sa assumere decisioni politiche. Abbiamo la moneta, ecco sì, c'è una moneta che per gli inglesi appunto per gli inglesi è sconosciuta, che per gli inglesi è sconosciuta, ma anche a considerare chi ha aderito, gli stati che hanno aderito alla moneta unica, all'euro, e doveva essere accompagnato in tempi brevi, perché ormai sono 15 anni che abbiamo l'euro, anche una per esempio realtà deliberante del Parlamento molto più incisiva, molto più penetrante, così come sul piano della giustizia, della sicurezza, della politica estera. Io credo che la Mogherini oggi, ma la Ashton prima, non siano mai state all'altezza di rispondere alle aspettative che noi avevamo per le emergenze che abbiamo subito, perché abbiamo visto la crisi libica, poi altre realtà che nel tempo sono succedute, prima ancora quelle slave, mai adeguatamente affrontate con uno spirito unitario europeo. La realtà è che poi accanto alla moneta, a mio parere sarebbe stata decisiva, o meglio non solo a mio parere, a parere di esperti, economisti, anzi il primo fu Modigliani, forse il professore mi può dare atto, a mettere avanti dubbi sull'opportunità di creare una moneta prima ancora di avere uno Stato. Per esempio di avere una fiscalità, lo accennava prima magari la Dico, una tassazione una unica, fiscalità un'unica unica. IVA. In Germania le aziende che concorrono, in Baviera che concorrono con le aziende venete, hanno una fiscalità che non supera il 40, complessiva, la total tax rate, che non supera il 42,5%, noi siamo al 68,5%, cioè che Europa è questa, voglio dire, dobbiamo interrogarci su queste ragioni. E tornando alla Gran Bretagna, quindi visto che si parla di Brexit, cioè di uscita della Gran Bretagna, io non mi scandalizzo, anzi lo trovo, essendo positivo nelle mie valutazioni sempre, ispirato alla volontà di vedere il meglio, ritengo che sia uno scossone quanto mai opportuno, vorrei dire necessario in un momento in cui l'Europa appare incerta rispetto alle grandi evoluzioni mondiali, alla competizione mondiale. Il continente europeo è indietro rispetto agli Stati Uniti d'America, è indietro rispetto alla Cina e anche rispetto ad altre realtà. Bisogna che questa Europa si ripensi, cioè abbia la capacità di interpretare dal basso democraticamente quelle che sono le aspirazioni dei cittadini. Quindi ben venga la scelta democratica, libera, che si assumerà il 23 giugno in Gran Bretagna di rimanere o di uscire dall'euro, perché, ripeto, in fondo ricordiamoci, quella terra è la terra della Magna Carta Libertatum, dove si è abituati a far decidere il popolo. Sì, da noi invece, e concludo anche con col Vallo ci siamo un po' fermati, adesso non vorrei dire allora sì, ma noi in Italia abbiamo un vallo più per noi, invece con la riforma di Renzi abbiamo la volontà di dare all'accentramento, di privare i cittadini addirittura di adesso io vado in pubblicità, torniamo con la Filippi, però sto Vallo di Adriano, che razza di mazzata quella volta. Torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui nuovamente in diretta 049 80 75 537, diteci la vostra, noi umilmente vi ascoltiamo. Senatrice, Morosini diceva sì, però con questo governo, insomma, aveva cominciato un po' a tarmare la questione governo Renzi, eccetera, eccetera. Cioè? Lo chiedo a Morosini, perché era già partito sull'onda di accusare il governo di errori, di centralismo, di essere troppo centralizzato. Allora, abbiamo detto che è il popolo sovrano che decide. Il popolo sovrano sarà chiamato a decidere ad ottobre e quello che deciderà naturalmente verrà rispettato da chi
in questo momento ha fatto determinate proposte legislative di cambiamento, quindi mi pare che il principio democratico che in questo momento anche i cittadini inglesi sperimenteranno, faranno il 23 di giugno, sarà proprio anche del nostro paese fra qualche mese. Io non faccio mica il tifo perché la Gran Bretagna esca dall'Europa, mi colpiva una cosa, che tutti i nostri ragionamenti hanno di base lo stesso fondamento, cioè tutti noi pensiamo che l'Europa, intesa come comunità, sia preziosa, sia importante, sia un sogno, sia qualcosa che guarda verso il futuro. Siamo tutti concordi che così com'è in questo momento non risponde a quel sogno. Quindi l'Alzavecchia è un incubo, l'ho sentito da qua, dall'ultimo banco. Incubo, ma dagli incubi si esce soltanto in due modi: o si esce, si abbandona quella strada e finora abbiamo tutti detto che per esempio sia per la Gran Bretagna che per il resto dell'Europa le conseguenze della Brexit da un punto di vista economico sono pesanti, oppure si prova a fare il passo successivo. Ecco, io passo la telefonata da casa che vedo Giulia che sventola la scritta. Pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Ecco, buonasera. È lei. Buonasera. Niente, era un indeciso se sì o se no, era un dubbio amletico, parlare o non parlare in diretta, lo scopriremo nella seconda puntata. Mancava solo che Lanzavecchia tirasse le freccette con la cerbottana alla senatrice, no, perché anche potrebbe essere un incubo. Allora, fatto sta che un'Europa così com'è formulata, però filippina, non piace praticamente a nessuno. 28 stati, poco meno di 20 usano la moneta. Chi si cogna la moneta da 5 euro, chi fa il muro perché non vuole i migranti, chi ti dà una fregatura sul latte, sulla quantità di cioccolato puro, cioè insomma, ma che Europa è? È un'Europa di chi vince il furbetto, è una lotteria ogni volta. Allora, ci sono sicuramente i furbetti, i burocrati, quelli che fanno un sacco di regolamenti, quelli che mettono le pastoie, tutto questo c'è. Impossibile negarlo, ma c'è anche tutto il resto. Ripeto, ci sono la migliore gioventù del nostro paese e degli altri paesi che ormai convive, cioè vive in un'unica grande comunità. Ci sono i fondi europei che politici e persone sane, oneste, sanno usare benissimo, anche nel nostro territorio, anche nel nostro paese. Noi viaggiamo, possiamo viaggiare, andare in qualunque paese dell'Europa senza dover mostrare la carta d'identità o il passaporto. Possiamo andare a vivere un po' in meno qualunque ultimamente, paese. un po' meno Pensiamo solo a una ultimamente. conseguenza piccola e modesta. Se la Gran Bretagna dovesse pronunciarsi per la Brexit, i lavoratori italiani che in questo momento lavorano in Gran Bretagna dovrebbero, in teoria, avere il permesso di lavoro per poter restare là. E pagarsi il welfare. Esatto. Mentre invece in questo momento chiunque di noi può andare a lavorare a Londra e viceversa. Ecco perché dico che il progetto va portato fino in fondo. È una straordinaria idea, non siamo ancora riusciti a realizzarlo pienamente. Allora concentriamoci sulle cose che devono essere fatte per arrivare al risultato finale, anziché continuare a guardarci indietro sperando in cosa? Sperando che diventando sempre più piccoli, più vecchi, più anziani, riusciamo a affrontare la sfida del mondo. Ma mi pare una follia. Sentiamo cosa ci dicono i telespettatori da casa. Pronto? Buonasera. Pronto? C'è qualcuno questa sera? Pronto? Buonasera. Prego, buonasera, ci dica la sua opinione. Ecco, è lei, ci dica. Buonasera, scusi, mi chiamo Michele. Prego. Allora, parlo da ignorante perché innanzitutto sono un classico operaio che però vuole dire la propria versione. Lei deve però abbassare la televisione, altrimenti continua a sentire in ritardo tutto. Deve abbassare il volume. Anzi, me porto avanti. Ok, scusi. Ci dica. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda l'uscita dall'Europa, secondo me la prima cosa che l'Italia dovrebbe fare
perché per quanto poco parlo, ripeto, da ignorante, noi italiani siamo, diciamo, l'arrivo di tutto ciò che ci possono mandare gli altri. Siamo, scusate il gergo, siamo la prostituta del mondo. Bene. Qui l'Italia è un paese dove è permesso tutto, dove non succede in Germania, dove non succede in Francia, dove non succede in Belgio, dove non succede da un'altra parte. È inutile che voi continuate a dire tantissime belle parole. Sì, ma è inutile, signora, che lei scuota la testa, perché la realtà, quello che lei ha appena detto, com'è che ha detto Brexit, uscita dall'Europa. Lo vado a spiegare a una persona che ha 75, 76, 80 anni, se riesce a capire di quello che sta dicendo. Non riuscirà mai a capire niente, perché l'Italia è un paese giovane ma vecchio. Giovane ma vecchio. Lì di fianco a lei vedo oltretutto l'avvocato Morosini, o mi sbaglio? Sì. Buonasera per tutti avvocato, stasera. ci conosciamo anche di vecchia data. Quindi sta parlando del vecchio. E non oso dire altro. Bene. Comunque non importa, anche perché onestamente parlando lì vedo tanti, come chiamiamoli, burattini, comunque pazienza. Quello che posso dire io è, secondo me, innanzitutto, se siamo in Europa, perché non siamo come la Germania? Perché non siamo come la Francia? Perché noi abbiamo le stesse leggi della Francia, le stesse leggi della Germania. Caro telespettatore, Michele, dipende da chi votiamo, persone che sanno fare, persone che non sa fare. Qua bisogna capire l'italiano cosa ha votato negli ultimi anni e chi ha votato. Michele, io la ringrazio per il suo punto di vista. Vecchia data, ma lei è giovane. No, ma non l'ho capito. Sul concetto del giovane? No, comunque, Giorgio Marchetto. Sommessamente Brexit è quello che stanno usando tutti i giornali TV, eccetera. Lo so, però non so se esiste un termine più semplice. Uscita della Gran Bretagna dall'Europa. No, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, perché Sì, l'Europa vabbè. è una... però che lo facciamo... Già comunità europea diventa troppo difficile. Lo so, ma noi italiani Infatti siamo non è lunghi. comunità Siamo lunghi. Giorgio Marchetto, allora anche questo telespettatore ha detto, insomma, cosa ci stiamo a fare in Europa noi che alla fine siamo il punto d'arrivo delle cose peggiori. Mettiamola così, sto parafrasando. Secondo lei, Michele, ha ragione? Michele sicuramente ha ragione, cioè come lui ce ne sono altri milioni di cittadini in Italia che non ne possono più, che per carità di Dio l'Europa sarà una cosa bella per gli studenti che vanno in Spagna a studiare, a imparare altre culture, eccetera, altri vanno a fare le ferie, perché io ho studiato all'Università di Architettura di Venezia e so per certo che c'erano studenti che ne approfittavano di questa cosa per andare via un anno a farsi le ferie, per passare in Portogallo esami scientifici che qui erano duri e lì invece passavano, e quindi bisogna capire bene perché uno va all'estero e per cosa. Però noi dobbiamo puntare al lavoro, cioè noi abbiamo fatto studiare un sacco di gente che adesso non ha il lavoro, quindi noi abbiamo qui in Italia un sacco di studenti laureati disoccupati, in Germania invece ne cercano. Allora, noi come possiamo permetterci di stare in questa Europa qua? E pagati molto meglio. E pagati molto meglio. Allora, io sono dalla parte di Michele che ha chiamato, era arrabbiato per non usare un'altra parola, però dico, a un certo punto, se abbiamo visto che votando solo non cambiano le cose, e noi dobbiamo fare un po' il ragionamento inverso, dobbiamo dire se io non vado mai a fare l'estratto conto in banca, è inutile che poi mi lamento se non ho più i soldi. Se io non vado alla riunione di condominio, è inutile che poi mi lamento che hanno fatto delle scelte, eccetera. Il cittadino deve ricordarsi che votare sia importante, e domenica sarà ancora più importante. Ma questo non posso parlare di voto in questo momento, attenzione. Però deve partecipare, deve informarsi, deve iniziare anche lui a dire un po' di tempo vado anch'io a vedere cosa fanno, partendo dal Consiglio Comunale di ogni paese, per poi capire un po' di più e magari anche farsi parte in causa come noi, che siamo cittadini semplici, che ci siamo dati da fare, per sperare di cambiare le cose dal di dentro, non dal di fuori, perché dal di fuori abbiamo visto i palazzi si armano sempre di più per tenere il popolo sempre più distante. Quindi lei dice c'è del marcio in Danimarca, per usare adesso un termine caro a questo concetto. Allora, il mio collega mi sventola che dobbiamo andare in pubblicità, sventola bandiera bianca. 049 80 75 5 3 e 7, diteci la vostra. A dopo.
Eccoci qui nuovamente in diretta 049 80 75 537, diteci la vostra, volete rimanere in Unione Europea, volete uscire, volete ritornare alla liretta, vi piacerebbe che insomma i nostri politici fossero un po' più forti quando vanno in Europa a chiedere, a imporre anche un po' i nostri diritti, no sempre solo doveri, Lanzavecchia. Capisco che è bello essere tutti bravi, tutti diligenti, che tutti quanti rispettino la propria parte, però è anche vero che anche la Corte dei Conti ultimamente ha detto attenzione, noi diamo tanto all'Europa, all'Unione Europea, quella comincia a darci un po' di briciole, c'è un po' di crisi anche in questo, e l'ha detto la Corte dei Conti, quindi non è che ce la passiamo bene. Sì, torniamo al tema di prima dei trasferimenti e quanto riceviamo. D'altra parte, quando l'Europa si è aperta verso est, è una zona che ha delle diseguaglianze rispetto a noi, quindi è una zona che necessita di investimenti. E parte quindi del nostro budget va ad aiutare giustamente chi ha bisogno di allinearsi alle nostre economie. D'altra parte, se il Regno Unito decidesse di uscire dall'Europa, ricordiamoci che il suo contributo viene meno e quindi domani ci troviamo per arrivare all'operaio e alla gente comune, quindi il primo effetto immediato è che tutta l'Italia dovrà contribuire un po' di più. Però è anche vero, scusi, dei dati, allora la Corte dei Conti ha detto nel 2014, nel 2013 insomma l'Italia ha ricevuto con un saldo negativo circa 5 miliardi e mezzo di euro, e a proposito della Gran Bretagna, sì è vero che ci rimette, ma insomma grazie alla correzione britannica dal 2008 al 2014 gli italiani hanno versato 6,7 miliardi di euro, cioè perché rimanga la cara Gran Bretagna in Europa, gli italiani hanno speso questi soldi, che non sono noccioline, caro avvocato Morosin, perché sono furbi questi inglesi, la correzione britannica. Guardi, io condivido un'osservazione di chi mi ha preceduto, che probabilmente dobbiamo avere il coraggio di fare un'attenta analisi di quello che è accaduto fino ad oggi, ma uno sforzo ulteriore per vedere che cosa si può fare da oggi in avanti, cioè se l'Europa ha ancora senso. Io credo che sia la scelta liquidatoria fuori dall'Europa sia una scelta che vada meditata, non può essere una scelta così, però fa bene che ci sia sto referendum in Gran Bretagna, io la penso così, perché è un esercizio di democrazia, è un esercizio di democrazia dalla quale tutti dovremmo imparare, e se la Gran Bretagna rimarrà dentro probabilmente avremo modo di pensare con maggior responsabilità alle prossime scelte dell'ordinamento dell'Unione Europea. Se la Gran Bretagna se ne va, siamo costretti di necessità in Europa a ripensare. Ma sa vero che se ne va Morosino sarà soltanto un modo per avere più soldi, anche perché il Trattato Unico Europeo all'articolo 50 prevede l'uscita di uno Stato membro. Certo. Però se si pensa alla Gran Bretagna si pensa ad un'uscita forse nel 2019, Guardi, se forse non sarà il classico referendum sull'acqua o dell'acqua santa, cioè, io non, quando mai? non faccio la ruspico e quindi non so cosa accadrà il 23 a quest'ora possiamo fare un po' di previsione. Il 23 di giugno, però sicuramente è un atto di democrazia che gli inglesi sanno esercitare. Dicevo, per esempio, riguardo al processo di autodeterminazione della Scozia, Londra, Cameron, il capo del governo, il premier inglese, ha trovato normale che gli scozzesi potessero votare nel 2014 per rimanere o uscire dalla Gran Bretagna. Noi invece, il governo Renzi nell'agosto dell'anno scorso, del 2014, chiedo scusa, ha scelto di non far votare, ha deciso che il Veneto non ha diritto di votare. Quindi viva la democrazia, viva la capacità di assumerci le nostre responsabilità col voto. Ecco, in questo senso io dico che dalla Gran Bretagna c'è molto da imparare. Però guardando in avanti, io sono convinto che l'Europa, se è più democratica, se diventa veramente un'Europa, per esempio, con un Parlamento legiferante, un vero Parlamento, un Parlamento quindi che assume norme valide per tutti. Presidente. Se avremo un'integrazione europea anche sul piano della fiscalità, che per me è centrale, fondamentale, allora l'Europa ha un senso. Ma se l'Europa deve perpetuarsi, così come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, come realtà burocratica, come realtà quindi diplomatica e burocratica e non o poco democratica, io credo
che è meglio che facciamo scelte. Sono rimasto stupito. Devo dare la telefonata. Ah, senz'altro, mi prima piaceva, ai telespettatori. beh, chiaro, prima mi piaceva il concetto di Morosini, anche no. Telefonata da casa, pronto, buongiorno, buonasera anzi. Pronto? Sì, buonasera, sono 10 meno 10. Buonasera. Prego. Allora, mi chiamo Salvatore. Io ascoltavo un attimino e sono rimasto d'accordo con il discorso che ha fatto, scusate, non conosco le persone e quindi che ha fatto l'ultimo signore sull'Europa. Ecco, io vorrei chiedere, esiste l'Europa? Cioè, perché noi parliamo di Europa, di uscire, di entrarci, di farle, ma esiste, cioè, io giro l'Europa, ho la fortuna di non lavorare, di star bene economicamente, quindi mi sono girato tutta l'Europa, vivo molti mesi all'anno tra la Spagna e il resto d'Europa. Ecco, io vedo, non esiste l'Europa, il francese è francese, il tedesco è tedesco, io sono italiano, lo spagnolo si avvicina di più alla mia realtà. Poi facciamo un altro caso. In questo momento ci sono i campionati, se non sbaglio, europei. Ma se noi vogliamo creare una nazione europea, dobbiamo essere uguali agli statunitensi. Loro hanno una bandiera, hanno un inno nazionale, non hanno i campionati europei di calcio, di basket, hanno una polizia, hanno l'FBI, la CIA. Cioè, noi siamo ancora legati a delle realtà per cui sì, vogliamo un'Europa, come diceva la signora, dove giustamente io posso andare da qui in Spagna senza controlli, poi dalla Spagna me ne vado in Norvegia senza controlli, però alla fine vado a cocciare, vado a trovarmi con delle realtà completamente diverse. Cioè io mangio gli spaghetti, il tedesco mi dice ah, tu sei un italiano che ama la pasta asciutta, o il norvegese che mi dice io mangio l'orso, mangio questo, però a parte che la Norvegia non è in Europa, però onestamente noi possiamo discutere per mesi, per anni, ma fino a che non riusciamo a entrare in quella che è la realtà, cioè a divenire europei, a divenire come gli statunitensi sono tutti americani, noi continueremo a essere. Però Salvatore, italiani, è vero che tedeschi. gli statunitensi sono tutti quanti americani, però è anche vero che la lingua più parlata è lo spagnolo, cioè questa integrazione americana non è che sia proprio un sogno così realizzato. Salvatore, io la ringrazio per l'intervento. 049 80 75 537. Morosini ha dato ragione. No, beh, io credo che abbia detto delle cose importanti questo telespettatore, però vorrei anche dire che il fatto che l'integrazione europea sia così difficile, così complessa, non deve impedirci di guardare a un futuro dell'Unione dove i protagonisti, come si dice spesso al Parlamento europeo, ma però poi non si osserva, sono le comunità, i popoli europei, non gli stati. Attenzione, se voi ascoltate i dibattiti dei consessi europei, del Consiglio come del Parlamento, si parla spesso dei popoli europei, non degli stati. È un processo di integrazione però difficile, perché vi sono 28 stati, 28 lingue, anzi vi sono più lingue, ma soprattutto non vi è una unità politica, questo è il punto. Però non confonderei neanche le difficoltà del processo di integrazione con l'omologazione, con il livellamento di quelli che sono anche i valori identitari, che sono un patrimonio, mantiene le sue tipicità, su questo siamo d'accordo. Una nota finale però mi sia consentito. Io temevo, e credo che quella sia stata la prima prova del cedimento all'Europa, quando non è stata approvata la Convenzione europea, che era il testo del patto sociale europeo, la convenzione appunto, la Costituzione se vogliamo, ma si chiamava Convenzione europea. Vabbè, ma chi è che andava a cedere così tanta sovranità? No, ma si è rinunciato là al principio identitario, tra l'altro, è una cosa molto grave. E quindi in ogni caso bisogna tornare, per finire, a parlare di popoli europei, non di stati europei, questo è fondamentale. E poi una cosa sulla quale bisogna anche riflettere, questa differenza che diceva il nostro telespettatore Salvatore, mi viene in mente
quando ci sono state le stragi in Belgio, che i francesi non avevano comunicato alla polizia belga o viceversa. Insomma, c'è anche la mancanza di un'intelligence, soprattutto in questi giorni nei quali ci vengono a dire, insomma, che dalla Siria starebbero arrivando dei terroristi, dei personaggi poco raccomandabili. Allora, io mi fermo, vado in pubblicità, 049 80 75 537, e poi sentiamo la Filippin. A dopo. Eccoci qui nuovamente in diretta, ormai siamo arrivati a quasi metà trasmissione, una bella serata, chissà come staranno andando le partite, magari ci chiamate e ci dite come è andato, perché sono anche tutti quanti lì concentrati su questo campionato europeo. 049 80 75 537, allora diteci la vostra. Come diceva Funari, namo, stamo e famo, me lo immagino dall'alto che si fa una risata su questo argomento. Poi Filippin, durante la pubblicità mi è venuto in mente che quella volta il fatto che la Scozia sia rimasta insomma, con la Gran Bretagna sia stato imputato al fatto che Kate abbia snocciolato la seconda genita. Allora Charlotte mi fa specie vedere Renzi che snocciola un pupo per farci rimanere, no? La faccio intervenire perché vedo Giulia che ha sventolato la bandiera bianca della telefonata. Pronto, buonasera. Francamente non ce lo vedo nemmeno io. La vedo dura, sarebbe un caso di partogenesi. Pronto? Sì, buonasera, pronto? Sì, ci dica tutto, buonasera. Sì, io mi chiamo Francesco, chiamo da Albignasego, in provincia di Padova. Allora, volevo intervenire in merito alla questione restare e uscire, sì. Perché noi, parlo per me, io sono veneto, appartengo al Veneto, sono veneto e purtroppo da 150 anni la mia regione è sottomessa a uno Stato estero, questa è la mia opinione e non me la toglierà mai nessuno. Allora, detto questo però, anche a livello italiano, noi diciamo proviamo invidia nei confronti di certi paesi, perché la Gran Bretagna ha concesso il referendum alla Scozia sull'autodeterminazione. La Gran Bretagna può votare per uscire o no dalla Unione Europea. Noi invece, siamo schiavi di una Costituzione che è una gabbia dorata, una Costituzione che è presa di spunto dai vari, soloni e intelligentoni dello Stato italiano per tenerci ingabbiati. Ricordiamoci che molti paesi hanno votato il referendum o il trattato nella Convenzione, votano il referendum sull'Unione Europea, a noi ci è vietato tutto, abbiamo una Costituzione che ci vieta di esprimerci su queste materie. Allora io dico, sa che la sento poco, come Veneto, spero che finisca quanto prima questa oppressione italiota e mi rivolgo in particolare all'avvocato Morosin, sul quale pongo molte speranze. Grazie. Bene, grazie. I vostri commenti. Grazie Francesco. Allora Filippin, tutti ripongono molta speranza sull'avvocato, ma noi riponiamo anche speranza sul famoso secondogenito, eventuale terzogenito di Renzi. No, è difficile, a parte la battuta. Renzi ha già 3 figli, quindi casomai sarebbe il quarto, ma francamente dubito che le sorti di un referendum possono essere decisi da una cosa di questo genere. Presumo che la battuta sia riferita al referendum di ottobre, perché ricordo a tutti che ad ottobre ci sarà un referendum dove tutti i cittadini saranno ovviamente chiamati ad esprimersi. Mi veniva in mente... E non c'è quorum. E non c'è quorum, esattamente come per il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dalla Comunità Europea, perché anche lì non c'è quorum. E piccolo dettaglio, comunque una volta, qualunque sia l'esito, se l'esito anzi sarà per l'uscita, serviranno almeno 2 anni per poter stabilire le modalità concrete di attuazione. Prima però voi parlavate di una cosa molto importante, che è per esempio la sicurezza. Dopo gli attentati terribili che ci sono stati a Parigi e a Bruxelles, qualcosa si è mosso. Molto banalmente sono aumentati il livello di penetrazione da parte della Procura europea e è stato stabilito uno scambio più
adeguato delle informazioni fra le varie autorità di sicurezza. Quindi quello che volevo dire è che è possibile andare verso un'integrazione migliore e quindi un'efficienza migliore di tutto il sistema europeo, nel rispetto naturalmente delle caratteristiche dei singoli popoli. La grande maggioranza dei popoli del nord amano l'Italia, il sole dell'Italia, il cibo italiano, ma anche noi possiamo avere lo stesso interesse per i paesaggi le repubbliche baltiche, esatto, per la Bretagna o per il cibo, cioè ciò che è cultura, che è scambio, ma perché dovrebbe essere in qualche modo diminuito dall'integrazione politica? Stiamo parlando di politica, di efficienza delle istituzioni, di capacità di rispondere delle istituzioni ai problemi, ad esempio quello della sicurezza di fronte a minacce che sono reali, che sono di distruzione del sistema democratico. Perché non c'è stata secondo lei quella comunicazione famosa? Perché insomma la polizia belga e la polizia francese insomma, aveva parlato di questi servizi segreti, ognuno ha fatto il suo gioco. Non c'è ancora l'abitudine, ripeto, quello che è successo, terribile, ha insegnato che se non c'è collaborazione e scambio di informazioni, il risultato è quello che abbiamo visto, mentre se c'è collaborazione e scambio di informazioni, soprattutto fra gli intelligence, le possibilità di evitare gli attentati crescono in maniera esponenziale. Ripeto, adesso più o meno circa il 30% delle leggi nostre dipendono da direttive europee. Una delle ultime che è stata approvata riguarda proprio questa migliore integrazione del sistema di sicurezza. Speriamo naturalmente che faccia i suoi effetti, non sarà una cosa di domani, sarà un percorso, ma intanto è partito, è una di quelle cose positive che bisogna segnalare. Allora, le cose positive da segnalare sono colorazione della banana, lunghezza della curvatura della banana, colorazione della zucchina, ma è importante perché non si abbiano fregature in tutti i paesi. E guardo Marchetto, come è importante anche la direttiva sul fatto della definizione di che cosa sia una vestaglia da notte. Voi che ci state guardando beatamente in pigiama e comodi sul vostro divano, sul vostro letto, insomma, ma l'Europa, che te ne frega te di che cos'è una sottoveste, una vestaglia da notte? Questo mi sembra sprecare un po' il tempo, vero Marchetto? Ma guardi, purtroppo in gioco ci sono tanti di quei soldi che noi cittadini non contiamo nulla di fronte a queste immense somme di denaro che si trova a gestire l'Europa, ma noi stiamo pensando a quanti soldi girano sulle case farmaceutiche, quanti soldi girano su certe aziende, ma perché la Fiat ha fatto la sede a Londra e non è rimasta a Torino? Ma ci chiediamo certe cose, allora vuol dire che qualcosa non va qui in Italia e soprattutto in Europa. Citiamo un termine che fino ad ora non l'abbiamo detto. Qualcuno sa cos'è il TTIP? Il trattato transatlantico. È il trattato transatlantico. Praticamente l'Europa sta trattando con gli Stati Uniti a porte chiuse, nessuno sa niente, di regolamentare i commerci, di regolamentare tutta una serie di norme e quindi noi cittadini non sappiamo niente. Rischiamo veramente di trovarsi inondati di un sacco di merce che arriverà dall'America avendo caratteristiche anche molto, molto scadenti. Pensiamo al pollo al cloro, il famoso pollo al cloro, e in America è praticamente autorizzata la produzione di pollo usando il cloro. Cioè, lo sbiancamento con il cloro. Sì, lo sbiancano con il cloro, quindi noi andremo a perdere molte caratteristiche della nostra economia, quello che ci sta in mezzo all'OGM, e tutto questo lo fanno a porte chiuse a Bruxelles, parlano con gli attori americani, si mettono d'accordo su queste cose qua e noi non veniamo a saperne niente. Poi, ma mi sembra che su questo argomento ci si stia muovendo, no? Su questo trattato di transatlantico partnership, eccetera, eccetera. Si sta muovendo pochissimo. Allora, guardi, il CETA uguale, col Canada, il ministro Calenda dovrà esprimersi se deve passare o no la ratifica in Parlamento italiano. La tendenza, la tendenza di bufala texana, nessuno la vuole. No. Il Chianti dall'Arizona, nessuno lo vuole, eppure ce lo stanno. Io prendo la telefonata e poi continuiamo, Marchetto. Pronto, buonasera. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto, mi sente? Certo, molto bene. Io sono perplesso di fronte a quelle discussioni che stanno facendo stasera. Si parla dell'Europa, ma l'Europa è soltanto un'espressione geografica.
niente di più, niente di meno. Noi parliamo di Unione Europea. Perché no, prego? UE, Unione Europea, non Europa, UE, Unione Sì, Europea. ma sì, quando si parla di Europa, Unione Europea siamo sempre là, insomma, qualche piccola variante. Ma questo, se si dovesse fare, come se è necessario fare, una riflessione soltanto sul numero come sono distribuiti gli abitanti o gli ultimi dati del 1988, voglio precisare che l'Africa nel 1988 risultava avere 5 milioni e 580 mila abitanti, 5 miliardi 558 milioni di abitanti, l'Asia 2 miliardi e 874 milioni di abitanti, l'Europa 695 milioni di abitanti, saltano gli altri che tanto non contano. Dunque noi siamo sulla carta, teoricamente dal punto di vista geografico, con 695 milioni di abitanti, togliamone via 200 milioni e siamo 500 milioni circa. Dunque che genere di discorsi stiamo facendo? Vogliamo mettere tutte le cose che si fanno in Inghilterra, si fanno anche in Austria, e quelle che si fanno in Austria si faranno anche in Polonia e magari si fa anche in Estonia e Lettonia, ma questo è assurdo. I mercati sono liberi, tutti sanno che l'Europa nasce in funzione del fatto che, questa è un'idea, ci possa essere la pace in Europa dopo secoli e secoli di lotte e guerre sanguinose, che sia un territorio dove si potrà vivere senza guerreggiare, ma facendo accordi. E voglio ricordare che questi accordi sono stati già discussi nel 1800 sia da Gladstone e dai francesi. Insomma, la libertà della circolazione delle merci, Zollverein, siamo già anche nel 1870 in Germania. Dice, va bene. Le piace? Mi scusi un momento, l'apertura. Allora, siamo in questa apertura, poi visto che parliamo con i Veneti erano una nazione, no? La Repubblica di Venezia. E anche la Repubblica di Venezia voleva libertà di commercio, perché se uno non gli dava possibilità, arrivavano lì, no? A cannonate, con le lance gli spianavano la città, come parlo di Zara o tante altre. Allora, abbiamo questo grande mercato, sì, ma allora consideriamo per quello che è un mercato. E nel mercato si compra e si vende a seconda dell'utilità, non si compra e si vende secondo i principi. Chi parla di principi sta mistificando, perché merere vuol dire in latino avvantaggiarsi. Vado sul mercato perché posso comprare una merce che mi fa comodo, se voglio la compro, quindi sono io che faccio la domanda, e se voglio, se non la compro, se quello che fa l'offerta e quei soldi non li vede, chi ha il denaro in mano, ecco perché gli inglesi vogliono stare soli. Allora io la ringrazio perché è un vulcano, mi sembrava carta che vince e carta che perde, no, nel senso che principi, mercato, marchetto, è un po' quello che ci stava dicendo con questo trattato transatlantico di partnership, che del resto mica Obama, quando è venuto in Italia, ha fatto il giro per l'Europa, è venuto a prendersi la mancetta, è venuto a dire: scusate, toc toc, ma prima della fine del mio mandato me lo scrivete, me lo sottoscrivete questo trattato transatlantico, che c'è una differenza, mentre noi siamo preventivi, nel senso che facciamo come Europa tante analisi, diciamo no, questo alimento no, questa sostanza no, questa chimica no, gli Stati Uniti dicono noi lo usiamo fino a prova contraria, cioè il cloro domani farà male, ma è domani, oggi continua a venderlo. Torniamo subito dopo la pubblicità e diamo una risposta al nostro telespettatore Verace. A dopo. Eccoci qui nuovamente in diretta 049 80 75 537. A me è piaciuta molto la verve del nostro telespettatore, fondamentalmente ci ha fatto il riassunto dicendo è un mercato, domanda, offerta si incontrano, marchetto, vince la meglio chi sa incontrare la domanda, cosa che noi italiani siamo proprio bravissimi. Allora, è un mercato sicuramente che è un mercato, però abbiamo delle barriere ancora enormi, ma noi sappiamo che per vendere una bottiglia di vino in Germania dobbiamo pagare un dazio di €1 ad ogni bottiglia. Ma sono cose che se siamo una comunità economica, se siamo un mercato unito, non dovrebbero esserci. Solo le spine degli elettrodomestici sono diverse. Presa tedesca, allora noi parliamo di Europa, ma cosa hanno fatto in tutti questi anni per uniformare? Cosa hanno fatto per renderci partecipi di una comunità? Cosa hanno fatto che se arrivi in Inghilterra smonti dall'aereo e vedi le macchine che corrono dall'altra parte? Ma quello non è allora, ma già da lì siamo troppo diversi. Ma allora dico, e poi un'altra cosa, oltre al TTIP c'è un'altra cosa veramente grave e questa creerà sicuramente disoccupazione e i nostri politici che ci rappresentano in Europa non stanno facendo niente, è praticamente il riconoscimento di economia di mercato alla Cina, cioè la Cina ci inonderà di merci
hanno già pagato loro per raddoppiare lo stretto di Suez, per allargarlo, no? Si sono comprati i porti del Pireo della Grecia, stanno puntando i porti qui del Veneto per far arrivare le loro merci. Sono comprati in mezza Africa. Sì, ma creerà 500, una cifra, adesso non vorrei sparare una cifra errata, però si parla di nuovi disoccupati per l'Unione Europea perché ci inonderanno di merce cinese. Allora cosa stanno a fare i nostri rappresentanti? Cioè, noi dobbiamo solo sopperire, noi dobbiamo solo districarci su balzelli e gli altri fanno impresa. Provate ad aprire un'impresa qui in Italia e chiedere quanto duro è fare impresa qui in Italia, quanto difficile è competere. Vanno bene solo le imprese che commerciano con l'estero adesso. Chissà come mai, perché qui in Italia il mercato è fermo, i redditi sono fermi, è fermo tutto. E questo bisogna dirlo, bisogna rendersi conto e rimediare. Non gli 80 euro, qui serve lungimiranza. Qui serve veramente la lungimiranza di un qualcuno che possa vedere oltre al buio che la nostra nazione è sprofondato. Cioè, è brutto da dire, ma non bisogna dire che tutto va bene. Qui in Italia attualmente va male tutto. Bene. Va male tutto. Questo carico di ottimismo, cara Filippi, è tutto per lei. Lei dice siamo sfruttati e vendiamo il buio e potremmo vedere due lucine in fondo al buio, ma potrebbe essere un tir che ti viene addosso. Cara Filippin, allora, come stiamo? Stiamo bene? Stiamo male? Stiamo migliorando? I dati dicono che stiamo migliorando, la disoccupazione va un po' meglio. Leggermente migliorando in maniera però del tutto insufficiente, cioè i dati complessivi da un punto di vista economico sono migliori rispetto a ieri, ma non in una misura tale da recuperare quello che abbiamo perso in questi anni di crisi strutturale. Questo ormai è purtroppo un dato di fatto. Un dato di fatto è qualcosa che è incontestabile, però ripeto, di fronte ai problemi o ci si può dire va tutto male, buttiamoci giù dalla finestra visto che siamo al 10° piano, oppure proviamo a mettere in atto tutta una serie di misure che servono invece o che provano a smuovere l'economia, in questo caso l'economia italiana o l'economia europea. Io mi ripeto sulla uscita della Gran Bretagna dalla comunità europea. Le conseguenze economiche per gli stessi inglesi e di conseguenza anche per tutti noi sono pesanti. Quindi nel momento in cui il popolo sovrano viene chiamato a decidere, ma decide anche un po' per noi, mi piacerebbe che anche noi potessimo in qualche modo dire la nostra su quello che decideranno gli inglesi, perché le conseguenze della loro decisione ricadranno anche su di noi. Io continuo a credere nella comunità, continuo a credere che stando insieme si possono migliorare le cose, si può migliorare l'economia, si possono inventare nuovi posti di lavoro, ma l'Europa non è solo quello, l'Europa non è solo il mercato, il libero scambio di cose e persone. Io conosco un'altra Europa, prima dicevo l'Europa dei giovani che studiano, c'è anche l'Europa dei diritti, che è il tema di cui io mi occupo in modo particolare. È un'Europa che rappresenta un modello di convivenza. Scusatemi, vi ricordate che 20 anni fa nei vicini paesi balcanici si scannavano in maniera abominevole? Bene, dopo 20 anni quei paesi fanno parte della comunità europea, hanno smesso di ammazzarsi e hanno indici di crescita degni di questo nome, sono diventati paesi dell'Europa. Ecco quello è la grande prospettiva verso la quale vorrei che tutti quanti andassimo. Sono consapevole che non siamo ancora arrivati là, ma lì è lì che bisogna attendere, altrimenti il passato, girarsi verso il passato. Prima quel telespettatore ricordava i numeri, ma secondo voi una piccola regione è in grado di reggere all'urto della potenza economica cinese, a prescindere da tutte le valutazioni che sono ancora da fare sul trattato cosiddetto transatlantico con l'America, con gli Stati Uniti? Siamo in grado di reggere all'urto cinese se non stiamo insieme? Io credo di no.
comunque siamo schiacciati da questa Cina che fa paura. Lanzavecchia, l'Europa comunque, il vecchio continente, è piccola, l'Unione Europea cosa può fare nei confronti comunque di questi strapoteri? Perché ce lo ricordava appunto il nostro telespettatore, l'ha detto anche adesso la senatrice Filippin, insomma contiamo poco perché alla fine il mercato, i prodotti arrivano, invadono i nostri supermercati, i nostri scaffali e noi li compriamo. È così, costano meno. Anche quello vuol dire, hanno meno dazi. Sì, allora, il problema di fondo che ha toccato il nostro vulcanico ascoltatore va inquadrato un pochino più formale, ossia il libero scambio ha come contropartita da un lato la sovranità, la legiferazione dei singoli stati e dall'altro la democrazia. Per gli addetti ai lavori questo è il famoso trilemma di Rodrik che vabbè, non mi soffermerò, ma una volta che compri il libero scambio e scegli l'integrazione tra stati è ovvio che la democrazia venga compressa perché le scelte di libero scambio determinano, come è visibilmente in Europa, la disoccupazione e la povertà. Cioè non è scollegato che al crescere del libero scambio, peraltro unico motivo di sopravvivenza delle imprese italiane, e non solo le italiane ma delle imprese, ha come diretta conseguenza l'elevato tasso di disoccupazione e il fatto che in Europa dei famosi 600 milioni di abitanti, in realtà mi sembravano un po' meno. 500 milioni. Sì, e infatti anche vabbè. Comunque arrotondiamo pure sempre tutto a 600 milioni, il 10% fonte Commissione Europea è a rischio di povertà e il 10% è veramente povero. Quindi abbiamo in crescita peraltro. Quindi la povertà è in aumento, la disoccupazione è in aumento, la coesione sociale è sfasciata. Tutto questo è la normale conseguenza del libero scambio, perché il libero scambio determina vincitori e vinti. Il vincitore è quello che comprime i salari, cerca la competitività e, data la moneta unica fissa e costante, non può che svalutare internamente i suoi costi del lavoro affinché la gente compri i prodotti in Italia, in Francia, in Germania. Quindi non dobbiamo domandarci perché ci sono le riforme del lavoro, le prime riforme Arz in Germania, le riforme... È tutto collegato. Cioè, no, una volta che compri il libero scambio... Il libero scambio di merci, il libero scambio di tutto, ne prendo una sola. Assolutamente, se non è chiaro questo abbiamo finito di parlare. Cioè, una volta che uno prende il libero scambio, si compra intanto il trattato di Schengen, perché la gente è forzata ad andare dove il lavoro c'è. Non a caso non ci sono le barriere, perché chi ha testa e capacità e voglia va verso dove il lavoro c'è. Se non ci fosse il libero scambio, un po' di più. Certo. Quindi, ma questo impoverisce i singoli stati. Questo è tremendo quello che ci dice Lanzavecchia, quindi tutti questi accordi sono accordi che non faranno altro che svuotare. Sto solo dicendo che se scegli il libero mercato devi avere come contropartita la compressione di un prezzo, e il prezzo è la mobilità del lavoro, la mobilità, l'elevata disoccupazione, affinché in Italia o in qualsiasi Stato il salario venga abbassato e i più bravi se ne vanno, con il risultato di lungo periodo che rimangono qua solo i peggiori e l'Italia o qualsiasi Stato si impoverisce. Quindi non ha prospettive rosee per la nostra Ma è il libero nazione. mercato questo, cari miei. Allora, libero mercato, io vado in pubblicità, poi Morosini le do la parola. Allora, ragione telespettatore da Albignasego, il quale ha detto è meglio che me ne sto nel mio piccolo, vorrei il mio Stato Veneto. Ti spiego come. E dopo vediamo cosa succede. A dopo la pubblicità. Eccoci qui ancora in diretta con la finestra 049 80 75 537. Buonanotte ormai, perché abbiamo superato un certo orario. Allora, Alessio Morosini, aveva ragione il telespettatore Francesco D'Albignasego, ha detto che insomma nello Stato piccolo, nel Veneto, per esempio, si starebbe meglio perché nella botte piccola c'è il vino buono. Invece ha detto Lanzavecchia, il professore ha detto quando ti prendi il pacchetto di libero scambio delle merci, di tutto, ti prendi Schengen, ti prendi tante cose. Allora, per collegarci alla battuta del telespettatore, io credo che abbia detto una cosa che corrisponde a una realtà
che non può essere negato, ovvero che i migliori stati al mondo, quelli dove i cittadini vivono bene, sono gli stati tra i 5 e i 10 milioni di abitanti. Però non possiamo neanche così ignorare il fatto che ormai le competizioni sono tra continenti, il continente americano, gli Stati Uniti d'America, la Cina dall'altro lato, la Russia se vogliamo perché ha grandi materie prime, ma l'Europa a me andrebbe bene, potrebbe andare bene se fosse l'Europa dei popoli, ripensata, democratica, non un'Europa calata dall'alto e burocratica. A me ha un po' stupito il discorso che ha fatto il professore, peraltro ineccepibile per certi versi, perché dice vi piaccia o non vi piaccia, dopo i trattati di Maastricht con i quali è nata l'Unione Europea sostanzialmente, era inevitabile Schengen, quindi l'abbattimento delle barriere e quindi il libero mercato porta questi squilibri che sono la conseguenza appunto di certe scelte. Ma io credo che non che abbia dimenticato certamente il professore, magari lo può integrare meglio dopo, che uno dei fattori di vera diseguaglianza che ha creato ragione di attrito e di difficoltà e di sostanzialmente di impedimento all'Europa di diventare quello che noi tutti volevamo, è il fatto della disuguaglianza fiscale. Non abbiamo la stessa disuguaglianza, noi come Veneto, se fossimo una realtà e diventeremo una repubblica indipendente e sovrana, in un contesto europeo come lo vogliono i catalani, il popolo catalano, quello veneto, quello basco, quello ma anche quelli attualmente che compongono il Belgio, che sono due realtà distinte, i valloni e i fiamminghi sono due realtà distinte, già di fatto si comportano come due realtà statuali distinte. Voglio dire, se i popoli europei con forti identità territoriali si trovassero uniti in un progetto europeo completamente nuovo, che non è quello di Prodi, viva Dio, che oggi si lamenta sulla stampa dicendo che non si può consentire che l'Europa sia un albergo dove si entra e si esce a piacimento. Ma come? E la democrazia che cos'è? Ripensiamo invece che cos'è l'Europa, come chiedeva un altro telespettatore prima, ripensiamo qual è l'Europa che vogliamo e per così superare, per andare oltre quelle che sono le gravi disuguaglianze che ci sono all'interno dei vari territori europei, io penso che uno, non il solo, ma il principale elemento sia quello della discriminazione, della disuguaglianza dal punto di vista fiscale. Il Veneto indipendente in un'Europa dei popoli non avrebbe nessuna paura di competere con la Baviera e le altre migliori realtà europee, quindi viva un'Europa completamente diversa, un'Europa liberata, disancorata, disarticolata da questi stati che hanno riprodotto nell'Europa le peggiori realtà burocratiche del loro interno, e guardiamo al futuro con una progettualità completamente nuova. L'Europa dei popoli, stati, non l'Europa degli stati. Granducati, piccoli stati, Granducato. No, non faccio una sintesi che in questo caso contraddico. L'Europa dei popoli e non degli stati. Prendo la telefonata. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera, Luigi da Padova. Prego. Io ho sentito il professore prima, è un ragazzo anche giovane, e non mi trovo d'accordo con quello che dice, per una semplice ragione. I processi vanno governati, professore, che cacchio me ne frega di Schengen? I processi vanno governati, la Svizzera governa i suoi processi negativi e non permette l'entrata di cani e porci nel suo paese, perché da sempre la Svizzera governa questi processi ed è anche lei nel mercato di Schengen. Voi vi lavate la bocca con un sacco di paroloni, no? Poi non vi accorgete che state trasformando il nostro paese in un letamaio. Basta vedere la capitale, no? La capitale è il letamaio d'Italia, perché è così. Buche, porcherie di tutti i tipi, gente che fa i bisogni in ogni angolo della città, no? E questa è l'Italia che voi volete di Schengen, e non c'entra niente né Schengen né il libero mercato, perché in Austria sono andati sui socialdemocratici, anziché togliere le persone al confine con l'Italia hanno messo 80 persone in più. Vede, professore, cosa vuol dire governare? Chi non governa questi processi negativi è complice della negatività che sta sorgendo nel paese. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono incapaci di governare un paese, punto. E non metto neanche una virgola. Luigi, io la ringrazio e professore. Nulla da aggiungere, ha ragione.
ho solo detto che perché ci sono 500.000 italiani che lavorano a Londra, perché i nostri ingegneri non trovano lavoro in Italia e vanno in Germania, perché gli architetti se ne vanno. Tutto questo è perché l'Italia non è competitiva, altri stati europei lo sono, noi non valorizziamo, non paghiamo, non possiamo permetterci di dare la giusta remunerazione a queste competenze che invece trovano la remunerazione all'estero. Questo, caro mio, è il libero mercato e in Schengen funziona. Schengen è aperta dentro e chiusa fuori, quindi la sua paura di avere l'omino colorato che gli rovina la vista del Colosseo, in Schengen è blindato, perché non entri in Europa dai bordi, ed è quello che sta cercando di fare, ma se sei europeo ti muovi alla ricerca di dove il tuo capitale umano viene apprezzato, pagato e ti sposti. Questo perché? Perché ci sono vincitori e vinti nella competizione europea. Se le nostre auto non le vuole più nessuno, si andrà a lavorare a Wolfsburg in Germania. Se le nostre medicine non si producono più qua e si deve andare a Londra, i nostri medici, i nostri farmacisti, i nostri chimici farmaceutici vanno a Londra. Rimaniamo Questo un paese di montagna con il campanile. Ma finirà così, cari miei, finirà turismo e agricoltura di qualità, ma di cos'altro rimane? Questa sferzata di ottimismo del professore, questa visione così rilassante, cara Filippi, lei che è così positiva, dopo quello che dice il professore, come si sente? Forse gli è scappato scusate il mio tedesco, Wolfsburg, ho detto giusto, che non è proprio l'esempio più adatto visto il noto scandalo. Non era Das Auto, era Gas Auto. Gas Auto, sì. Io invece, per l'amor del cielo, probabilmente sarò un'ingenua, però penso che il nostro paese possa essere competitivo tanto quanto, ma credo che il nostro paese possa essere ancora più competitivo se insieme riuscirà ad essere protagonista all'interno del processo di unificazione europea. Cioè, io non capisco che la conseguenza della riflessione del professore sia che se il libero mercato produce disoccupazione la soluzione possa essere l'economia controllata. Io non sono un'esperta di economia, ma i casi storici che conosco non mi pareva che fossero particolarmente brillanti. Io credo che invece l'Italia possa essere paese competitivo con un sistema funzionante, magari anche col sistema politico adeguatamente funzionante rispondente ai bisogni, ma che lo possa essere a maggior ragione se intorno a sé avrà un blocco, un'istituzione che è quella europea altrettanto funzionante e competitiva. Io credo che tutti insieme siamo più forti. Ci saranno sicuramente alcuni ingegneri che andranno a lavorare in Germania, ma ci saranno anche altre persone che verranno a lavorare qui in Italia. Smetterla di considerare come il nostro paese semplicemente come dire una particella che sta da una parte. Preferisco pensare all'Europa come un paese unito, o perlomeno nella prospettiva del paese unito, che quindi ha in mano insieme il proprio destino. Se no, se continuiamo a ragionare sempre per piccoli, ripeto, sempre più piccoli pezzi, non andiamo da nessuna parte. Quindi uno Stato veneto indipendente. Il signore di Albignasego citava i numeri, mi piace citarne, scusatene, un altro. Nel 1950 la popolazione europea era il 21% dell'intera popolazione mondiale. Se continuiamo così, la popolazione europea nel 2150 sarà il 7% della popolazione mondiale. Sarà una popolazione vecchia, di età, stanca. Papa Francesco parla di Europa matrigna. È questo a cui vogliamo rassegnarci? Io no. Marchetto. Prego, Lanzavecchia.
No, che sul futuro e sull'opportunità dell'Europa siamo tutti d'accordo, ma i fatti sono che tutti gli anni 100.000 italiani vengono cancellati dalla nostra anagrafe e vanno all'estero. Ne importiamo 40.000 di lavoratori da fuori, saldo negativo. Di questo ritmo le pensioni del nostro di Albignasego e del nostro anche animato ascoltatore di prima non le paga nessuno, perché è un sistema basato che i lavoratori pagano i pensionati. Siccome il saldo è negativo, siccome la gente sta andando via, nonostante le importazioni gli piacciono o no al vostro pubblico, ne importiamo 40.000, ma se ne vanno 100.000 e di questo passo le pensioni non stanno in piedi, abbiamo bisogno di 300.000 nuovi lavoratori per i prossimi 20 anni, se no le pensioni non stanno in piedi. Questi sono i fatti. La conseguenza, il futuro lo sistemiamo, sono anch'io ottimista, ma i fatti sono che c'è un deflusso costante di forza lavoro e renderà insostenibile le pensioni e tutto quello che noi oggi conosciamo. Più la denatalità, visto che siamo andati al di sotto di 500.000 Ma perché la gente se ne va? Cari miei, perché se ne va? È libero scambio, più certo, opportunità. certo. Domanda offerta, Marchetto. Allora, siamo un paese... con questo trattato transatlantico, a me piace ricordare che il transatlantico porta tanto male, Sì, Titanic, primo viaggio andato male. Sì, difatti adesso richiamando il Titanic, l'Italia è un po' come un Titanic, c'è chi sta bene, i pensionati, i privilegiati, chi ha lavorato 20 anni è andato in pensione con una bella pensioncina, quelli che sono stati messi dentro le varie società partecipate dai politici per praticamente scaldare la sedia. E invece c'è chi nelle periferie delle città, nelle campagne sta soffrendo, che diciamo anch'io potevo essere andato all'estero anni fa, poi sono rimasto perché? Perché c'è il Movimento 5 Stelle, lo devo dire. Questa è l'unica alternativa che l'Italia ha per potersi salvare. Non posso fare marchettone preelettorale adesso. Diciamo le cose come stanno. Molti giovani sono rimasti in Italia perché c'è una prospettiva positiva, ma non è, chiamatela come volete, ma il discorso è che se noi vogliamo risolvere le cose dobbiamo togliere burocrazia, dobbiamo abbassare le tasse, dobbiamo togliere politici, dobbiamo mandarli a lavorare finalmente, dobbiamo snellire tutto quanto quello che si è incancreniti. Non è che tutti i politici non lavorano, ce ne sono tanti che lavorano e fanno anche i politici. Ok, però, tornino a fare quello che stavano facendo prima perché hanno rovinato l'Italia, l'hanno rovinata. Allora, perché tanti italiani poi comunque vogliono restiamo? Perché la lasagna della mamma, come stira la mamma? Ma non c'è. Allora, Morosi, a parte la battuta, allora, lui la vede in declino, noi cerchiamo di vederla un po' rosa. L'indipendenza veneta e non si parla di altro. L'indipendenza veneta è un miraggio, ragazzi. Chi abbiamo come rappresentanti a Roma? Abbiamo Zaia che è collegato con il potere romano. Gentilmente di tutti i veneti, perché io con i 5 Stelle ho un ottimo rapporto tutti i veneti e almeno fino ad oggi con i 5 Stelle abbiamo convenuto una cosa. Tutti i veneti non è vero. Non esprimerti a nome di tutti i veneti, ho detto, esprimerai a nome della tua rappresentanza politica, con la quale peraltro abbiamo un ottimo rapporto, proprio perché sul diritto di autodeterminazione, ovvero di voto, quello che ci insegna la Gran Bretagna ancora oggi, il 23, ma che ci ha insegnato nel 2014 quando ha detto che se la Scozia voleva votare sulla propria possibilità di uscire dalla Gran Bretagna era un diritto degli scozzesi di farlo, e noi invece il governo democratico di Renzi ci ha detto l'8 agosto 2014 che non è possibile. E questa è la realtà, vuol dire che noi abbiamo meno democrazia, quindi noi siamo favorevoli a un'Europa dove si vota, a un'Europa dove si può anche avere l'autodeterminazione dei popoli, dove vi è libertà di manifestare il pensiero, dove vi è possibilità di scegliere, e se mi consentite un Veneto indipendente e sovrano con l'economia attuale, fra qualche anno ormai l'indipendenza non ci serve più. Io so che deluderò qualche telespettatore, ma la facciamo presto, fra qualche anno il Veneto non ha più nessuna possibilità di salvarsi, è parte del degrado italiano, non avrà più bisogno di alcuna iniziativa politica per l'autodeterminazione, perché saremo morti completamente. Mamma mia, ragazzi, 9 su 10 ragazzi che escono dall'università, a parte il professore giovane, se ne vanno all'estero, non perché c'è libero mercato, se ne vanno anche fuori dall'Europa, prevalentemente se ne vanno in Australia, in America, in altre parti del mondo, perché questa è la realtà. L'Europa è insufficiente, inadeguata, non esiste come ordinamento, e l'Italia è morente, è in crisi. Lo vede il mio collega che fa così, io mi batto perché si possa votare
noi Va in bene. Veneto sul diritto di autodeterminazione come Cameron, che è favorevole a rimanere in Europa, ha fatto votare la Nel caso si può rivolgere alle istituzioni europee, magari possono dare una risposta, l'Italia si becca poi No, perché nei un'infrazione. trattati europei non è previsto il diritto di autodeterminazione. Ha detto Va il bene, precedente primo. allora siamo arrivati al termine di questa trasmissione. Io intanto ringrazio tutti i miei colleghi e ringrazio tutti i nostri telespettatori che ci hanno chiamato in questa avventura di prima serata in diretta. Grazie tantissimo a Rosanna Filippin, senatrice del Partito Democratico, grazie all'avvocato Alessio Morosini, Indipendenza Veneta, al professor Alberto Lanzavecchia, docente di Economia e Finanza dell'Università di Padova, e grazie a Giorgio Marchetto, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Trebaseleghe in provincia di Padova. Sarà che l'ottimista è un pessimista mal informato, ma noi ci crediamo. Arrivederci.